E siamo davanti alla chiesa di San Nicolò, appunto di Mira Taglio. Questa è la prima tappa dell'ingresso del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che sta per arrivare qui nella diocesi, e ci sono già tantissime, centinaia di persone, di fedeli che lo stanno accogliendo con musiche, con canti, con cartelli, con striscioni. Ci sono anche i Cavalieri di San Marco, ci sono tanti bambini, una questione di momenti, e lui potrà finalmente incontrarli e stringere loro la mano. Vediamo. L'attesa è stata lunga, ma vedendovi io dico ne valeva la pena. Ringrazio anche per i cartelli che leggo. Prendici per mano. Ecco, un padre, perché il vescovo è un padre, desidera soprattutto prendere per mano le persone, i suoi figli, e non c'è nulla di paternalistico in questo gesto, c'è solo affetto, c'è solo desiderio di poter guardare insieme più serenamente al periodo difficile che viviamo. Se ci prendiamo per mano, non dobbiamo avere paura di nulla. Se ci prendiamo in mano la crisi, che pure c'è, non si accanisce contro qualcuno se ci prendiamo per mano. Dobbiamo riscoprire queste realtà semplici in cui gli uomini si ritrovano. È una grande emozione, anche perché noi siamo il primo comune che accoglie il patriarca appunto all'ingresso della diocesi di Venezia, e quindi è anche un segno di speranza per il contesto economico e sociale in cui viviamo. Quindi l'avvento del patriarca sarà per noi anche occasione di parlare con lui dei temi del lavoro e della crisi sociale. E tra i Cavalieri di San Marco, qui a Mira Taglio, a dare il benvenuto al nuovo patriarca di Venezia c'è anche Katia Ricciarelli. Come mai? Perché anch'io sono cavaliere, quindi mi sembrava molto bello rimanere qui e fare da cordone, salutare, che adesso sta uscendo e devo andare. Mi sento molto onorata. È un'emozione? Sicuramente sì. Grazie mille. Ciao, grazie. Che emozione c'è oggi? Grande, grande. Cosa rappresenta il patriarca per lei? Tantissimo, una persona importante. Ci voleva adesso, volevamo tutti conoscerlo.